100.000 insegnanti assunti, principio della meritocrazia, più autonomia ai dirigenti scolastici sono alcuni dei tratti della cosiddetta buona scuola, la riforma del governo Renzi che ieri ha cominciato a prendere forma con il disegno di legge approvato dall'esecutivo. Da lunedì il via libera alla discussione in Parlamento. Centrale in questa riforma la figura dei dirigenti scolastici che si trasformeranno in una sorta di sindaci di comunità formate da alunni, insegnanti, genitori e personale non docente, con la possibilità di assumere per chiamata diretta. E la riforma è stata al centro del tema del quinto congresso regionale dell'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi Scolastici, che si è aperto ieri ad Agrigento e si concluderà domani. Ritengo che sia importante che questo congresso peraltro si svolga qui ad Agrigento, dove di solito si realizzano iniziative di altro profilo, però mettere insieme i dirigenti scolastici della Sicilia per discutere di questi temi penso che sia importante non solo per il contesto agrigentino ma per tutto il contesto regionale. È il momento di dire che il tema scuola è diventato uno dei temi più urgenti del governo e quindi è una tematica che viene dibattuta in tutto il Paese. Per cui il nostro congresso è collocato in un momento che ci deve far riflettere su tutti gli argomenti che la buona scuola vorrebbe introdurre per capire quelli che sono criticabili e quelli che invece possono essere accettati. Quello della scuola è un tema ormai centrale per la politica di questo Paese e di questo bisogna dare atto al governo, comunque la si pensi, di aver riportato appunto il dibattito sulla scuola al centro dell'interesse di tutti. Si parla anche di un miglioramento delle scuole, in special modo in confronto con le altre realtà di tutta Italia. Noi siamo favorevoli come ANP, l'Associazione Nazionale dei Dirigenti delle Alte Professionalità della Scuola, ha sempre visto con grande interesse questa opportunità di passare ad un sistema di valutazione, perché il confronto fra le scuole rende l'azione delle scuole soggetta a un miglioramento, cioè il sapere che si possono raggiungere, che alcune scuole raggiungono degli standard, significa non come dire, fermarsi, ma significa invece mettere in moto i meccanismi dell'emulazione, quindi questo in termini psicologici. E poi comunque le scuole autonome hanno il dovere di avere un sistema, come dire, che misuri la loro azione, cioè l'autonomia significa responsabilità.